La polizia locale sta analizzando i filmati per risalire ai responsabili di questo vile atto di vandalismo. Hanno prima sradicato la recinzione dell'area di sgambamento cani, poi hanno incendiato i pali del recinto con l'obiettivo di fare più danno possibile. L'incendio fortunatamente non è divampato, ma i danni al parco Primavera di Mogliano segnalati subito al sindaco dagli stessi utenti dello sgambatoio ammontano a qualche migliaio di euro. Gesto bruttissimo, un gesto indefinibile, hanno veramente rovinato, buttato a terra la recinzione e la mattina presto, domenica, mi hanno chiamato subito dei cittadini che erano andati lì col loro cane e che non hanno potuto utilizzare lo sgambatoio proprio perché era stato rovinato, divelto e in parte distrutto. Gli addetti del comune hanno già in parte ripristinato lo spazio, all'esterno dell'area ci sono delle telecamere, la speranza è che i filmati restituiscano elementi utili per dare un volto e un nome ai vandali. È un'area un po' sensibile, infatti abbiamo da poco installato un cancello sul nuovo accesso che è stato aperto su Via Verdi, quindi adesso il parco la sera si può chiudere. In questi giorni l'amministrazione si sta attivando per incaricare un addetto ad aprire e chiudere l'area e i proprietari dei cani che frequentano il luogo lamentano tuttavia qualche carenza. Poi ho visto che qua intorno c'è anche brutta gente alla sera, dovrebbe essere un po' più illuminato. Il vecchio parco delle piscine è da decenni una spina nel fianco delle amministrazioni che si sono via via succedute e Bortolato promette soluzioni. Il parco sarà oggetto di un importante intervento di recupero tramite un finanziamento PNRR, andremo a ristrutturarlo, a sistemare i vialetti, a mettere l'illuminazione pubblica che oggi in parte manca e andremo a demolire quel vecchio edificio fatiscente che è la ex piscina.